Secondo i dati diffusi dal governo, almeno 3 milioni e 700 mila lavoratori del settore privato non sono ancora vaccinati, con il rischio di mancare all'appello della fatidica data del 15 ottobre, quando per entrare in servizio bisognerà avere per forza il Green Pass. Se il decreto Draghi non dovesse assolvere al compito di dare la spinta decisiva alla campagna vaccinale, come sperato, tante aziende potrebbero trovarsi nella condizione di dover bloccare l'attività. I non protetti sono ancora il 25% della platea dei lavoratori. La CGIA di Mestre ha calcolato questo numero per il Veneto. In Veneto abbiamo 400.000 dipendenti privati non ancora vaccinati e molti tecnici e altrettanti operai specializzati che rischiano di non esserlo nemmeno entro il prossimo 15 ottobre. Sono operai e tecnici specializzate le figure professionali più introvabili. Se, come indica il decreto, nelle aziende con meno di 15 dipendenti possono essere sostituiti, il rischio è che nessuno riesca a colmare quel vuoto e che la produzione subisca un brusco stop. Tante aziende artigiane, moltissime microaziende della nostra regione potrebbero essere costrette a fermare temporaneamente la produzione per la mancanza di manodopera qualificata, arrecando così un grave danno alla ripresa economica del Veneto.